Amici sportivi, ben ritrovati con un'altra puntata di Pianeta MSP. Siamo pronti a raccontarvi la nona giornata, che ha visto il ritorno in campo anche delle squadre di Serie A2 e di Serie B. Ma prima partiamo dalla massima serie, dove a fare da apripista sono sempre il New Tartan e il Fai Futsal nei rispettivi gironi. Infatti durante la settimana la classifica è rimasta sostanzialmente invariata. Invece a stupire e divertire di più è il secondo girone di Serie A2, dove alla lotta per il primo posto partecipano ben 5 squadre. E durante la settimana è stato il Sandra a dover cedere lo scettro del primo posto a Rizza, in una partita che si è giocata sostanzialmente, si è definita negli ultimi 10 minuti. Ma tutte queste novità, insieme a tutti gli ultimi risultati anche della Serie B, ve le racconteremo nel dettaglio come sempre subito dopo una carrellata dei nostri sponsor. Ostilio Mobili, dal 1968 arredamenti delle migliori marche. La zona giorno, con divani e pareti attrezzate, la cucina, moderna o classica, completa dei migliori elettrodomestici. La zona notte, dove la comodità va a braccetto con stile e funzionalità. Per tutta la casa, scegli Ostilio Mobili, dal progetto alla realtà. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Veneta Cucine, il futuro è lo spazio più bello da progettare. Nona giornata. A1 girone A. Come già accennato nelle scorse giornate, il primo girone di Serie A1 è diviso in due tronconi ben delineati, con un distacco netto di 10 punti tra i quarti del BVP e i quinti Red Devils. E proprio questi ultimi hanno abbandonato le ultime velleità di recupero dopo la gara contro il Noi Team Elettrolaser. Il confronto, disputatosi presso il centro sportivo di San Floriano, è infatti terminato sul punteggio di 2-0 e ha permesso al Noi Team di salire in solitaria al secondo posto. Questo è potuto accadere perché i campioni in carica del Futsal Veroma sono stati superati 3-2 da un pimpante BVP che sta dimostrando sul campo la propria qualità e insieme a questa anche i motivi che l'hanno portato fino al quarto posto. È così sceso al quarto posto il Veroma, a 3 punti dalla vetta e con sempre 3 punti dal quarto posto. Doppietta decisiva in questo caso per Mascalzoni. Non si è poi fatto scappare l'occasione di tornare primo in solitaria il New Tartan, che ha vinto 4-1 il confronto con gli Smigolè, che sono partiti già con l'handicap di avere un solo cambio in panchina. Per loro è cambiato davvero poco a livello di classifica, perché rimangono appaiati alla riposante Ottica Love, anche se hanno perso un punto di vantaggio dalle due squadre che seguono. Queste sono il Team Bar Times e Legas, che si sono affrontati in uno scontro diretto molto importante in chiave salvezza. Il pareggio per 3-3 che ne è scaturito però non fa sorridere nessuna delle due, che rimangono nelle ultime due posizioni. Tra i marcatori del Team Bar Times segnaliamo Perinelli, che ha messo a segno una tripletta. A1 girone B. Il secondo girone di Serie A1 vede sempre brillare la stella del Five Futsal, che in questa terza giornata del girone di ritorno è riuscito anche ad aumentare il proprio vantaggio.
Altri 3 punti sono arrivati dalla sfida con la Cigepoli Sportiva Pedemonte, superata con il punteggio tennistico di 6-2. Mattatore della serata è stato Clavijo, che ha timbrato il cartellino per ben 5 volte. Al secondo posto poi troviamo il Transilvania, che ha letteralmente strapazzato il Corvinul Hunedoara in quello che doveva essere un derby che avrebbe deciso chi sarebbe stata la seconda forza del campionato. Vista l'esigua distanza tra le due compagini in classifica, chi si aspettava una partita tirata incerta fino al triplice fischio finale è rimasto deluso nel leggere il punteggio finale di 12-3. 4 reti per Vaduva, che lanciano il Transilvania in un'ottima posizione per lo scontro al vertice della settimana prossima con il Five Futsal. E poi al quarto posto è rimasta stabile la Piazzetta Stor, che ha pareggiato 2-2 con un Valaia che rimane così aggrappato alla sesta posizione e contestualmente si è portato a un solo punto di distanza dalla riposante Unione. Nelle parti basse della classifica i Rangers Lugagnano hanno compiuto un bel balzo, grazie alla vittoria nello scontro diretto con i Liverpolli. Il confronto è terminato sul punteggio di 7-5 e questi 3 punti hanno permesso ai Rangers di guadagnare 2 posizioni, lasciando all'ultimo posto proprio i Liverpolli. Doppietta vincente per Montresor, inutile invece quella di Signorini. A2 Girone A. Dopo un mese di riposo sono finalmente tornate in scena le squadre di Serie A2 e di B e non sono mancate le sorprese con risultati inaspettati che potrebbero rimescolare tutte le carte in gioco. Partendo dalla vetta, la Scaligera, dopo aver dominato un intero girone, ha perso la seconda partita consecutiva, questa volta a favore del Domicali Verona 91, che da outsider ora diventa ufficialmente un pretendente al primo posto. Grazie a questo 2-0 infatti i punti di distacco dal primo posto sono scesi a 3, anche se gli scontri diretti rimangono a sfavore per una sola rete. Per la seconda volta consecutiva l'Atletico Dinamo ha però perso la possibilità di scavalcare la Scaligera, perché anche in questo turno non è riuscito ad andare oltre a un pareggio per 4-4 contro degli East Green Boots, che avrebbero potuto essere anche in una posizione migliore in classifica, se non avessero iniziato il campionato senza il mordente delle ultime uscite. Una menzione speciale va a Zan Tedeschi dell'Atletico Dinamo, che ha realizzato tutte e 4 le reti della propria squadra. Scendendo verso la parte bassa della classifica, al quinto posto, abbiamo poi i Bad Boys, che questa settimana non sono riusciti ad andare oltre a un 3-3 contro la Iolanda Urs, con doppiette vincenti di Revello e Maiolo. C'è poco da festeggiare anche per la Iolanda, che non solo non riesce a schiodarsi dall'ultimo posto, ma anzi ha perso 2 punti dallo Sporting Ardan, che invece sta iniziando a costruirsi la propria salvezza grazie alla seconda vittoria stagionale e consecutiva. A farne le spese è Loto, che è stato sconfitto 5-0 presso il centro sportivo De Stefani ed è stato anche raggiunto in classifica dai Bad Boys. E il miglior realizzatore della serata è stato Gioca, che ha trovato la via della rete per ben 4 volte. Antoniazzi Marco, East Green Boots. Una partita combattuta, siete passati in vantaggio con 3 gol, però sì, giravate anche bene, ma qualche errore di troppo, veramente, non ci voleva. Il rammarico è tanto perché appunto a fine del primo tempo stavamo vincendo 3-0 e pensavamo veramente di riuscire a portarla a casa questa partita. In realtà abbiamo avuto un calo, abbiamo sbagliato tantissimo davanti alla porta e siamo calati di concentrazione e sono riusciti a emergere, tant'è che sono andati in vantaggio 4-3 a fine del secondo tempo, ma siamo riusciti a pareggiarla alla fine con una falcata del nostro Grisi. Ecco, al di là della grinta probabilmente bisognerà oliare certi meccanismi in campo. Sì, diciamo che siamo tutti stagionati in squadra e quindi l'età si sente e poi scontriamo magari avversari un po' più giovani di noi
a volte facciamo fatica, però teoricamente dovremmo avere dalla nostra parte un po' l'esperienza e a volte quella non basta, come stasera, e speriamo, confidiamo che le prossime partite possano andare decisamente meglio. Comunque un pareggio... Un pareggio sì, ci sta, come eravamo partiti a inizio stagione, poi ci siamo rifatti e diciamo ci accontentiamo di un pareggio anche se la speranza era la vittoria. Lorenzo De Conti, Atletico Dinamo United. Una partita tosta, l'avete rimediata proprio negli ultimi minuti, dopodiché un errore madornale, ma alla fine il pareggio forse vi accontenta. Tutto sommato speravamo di partire al meglio con una vittoria e dopo questa lunga pausa che ci tiene fermi da ancora prima di Natale, però per come si era messa nel primo tempo posso dire che dai, siamo abbastanza soddisfatti, anche se chiaramente insomma, si sperava di vincere. Diciamo che per vincere forse bisogna fare qualche errore in meno anche nei passaggi. Esatto, abbiamo fatto diversi errori dietro nella parte del campo diciamo difensiva e purtroppo abbiamo pagato il loro cinismo perché loro sono stati molto bravi a sfruttare tutte le occasioni e noi forse un po' spreconi davanti con quei 2 ultimi pali finali, ma anche con diversi palloni buttati via. Ecco, una differenza sostanziale tra il primo tempo e il secondo tempo, in particolare verso il finale. Esatto, siamo partiti un po' sulle gambe, forse le vacanze natalizie non le abbiamo ancora smaltite del tutto, nonostante ormai siamo a fine gennaio. E siamo partiti un po' a rilento, ma poi dai, nel secondo tempo ci siamo un po' ripresi. Pagavamo anche qualche assenza pesante perché mancava il nostro goleador e il nostro metronomo dietro in difesa, però insomma per fortuna dalla prossima partita torniamo a regime e ci auguriamo di ripartire per mantenere questo secondo posto e speriamo anche di andare a prenderci la vetta. Nel futuro? Esatto, e come ultima cosa volevo dire che se qualcuno ha dei Solana e vuole investirli, noi abbiamo un progetto su Pump Fun, ci trovate come AduCoin e vedrete che porterà a grandi soddisfazioni. Francesco Teodoro, Yolanda Urs, una partita direi bella, una partita alla pari, finita, giocata, ci avete messo del vostro. Sì, è stata una partita combattuta da entrambe le parti, poteva vincere gli uni o gli altri, pali, parate, occasioni mancate o comunque insomma è stata penso una bella partita sia da giocare che da vedere e il risultato tutto sommato, chi dirà che meritavano loro, noi diciamo che meritavano noi, è giusto il pareggio, va bene così. Probabilmente i portieri hanno fatto la differenza in questa partita. Io essendo parte in causa non posso essere anche nel collegio giudicante, comunque spero insomma, di aver fatto il mio. Per quanto riguarda poi il gioco, qualche meccanismo è ancora da oliare nei passaggi, nella velocità? Sì, molti meccanismi sono da oliare, tenendo conto, senza camparla come una scusa, ma diciamo nel roster dei 10 che avevamo, un buon terzo se n'è andato senza motivo, quindi insomma dobbiamo trovare i nostri meccanismi di nuovo. Michael Maiolo, Bad Boys. Avete giocato una discreta partita, avete corso, vi siete impegnati, avete tirato, avete anche sbagliato e i portieri sono stati bravi, dobbiamo dirlo. Sì, noi abbiamo giocato al massimo delle nostre potenzialità, è chiaro che si può fare di più, sì, bisogna sempre migliorarsi. I portieri hanno fatto una partita, hanno fatto la differenza senza dubbio da entrambe le parti. Voi siete abbastanza veloci, però qualche meccanismo di passaggio in avanti non era proprio preciso. Sì, noi siamo una squadra nuova, ovviamente abbiamo fatto il campionato d'andata, ci siamo conosciuti, bisogna migliorare qualcosa senza dubbio, ci proviamo sempre noi. In difesa invece abbiamo visto che funzionate abbastanza, salvo qualche piccolo svarione, insomma. Sì, la difesa abbiamo due bei difensori, belli massicci,
Noi lottiamo sempre su ogni pallone, è chiaro che se poi manca un difensore ci va qualcun altro, anche noi abbiamo avuto delle assenze abbastanza provvisorie e noi diamo sempre il massimo comunque. A2 girone B. Il secondo girone di Serie A2 sembra quello più divertente, dove la lotta per il primo posto ogni settimana ha degli avvicendamenti e comprende addirittura 5 squadre, divise da soli 4 punti. Il Sandra ha dovuto cedere lo scettro di prima della classe dopo la gara contro il Rizza, persa per 6-5 al Paianini Center. La gara è stata un vero e proprio tourbillon di emozioni, con il Sandra che fino a 10 minuti dal triplice fischio finale era in vantaggio di 2 reti, per poi essere stato superato nell'ultima azione della partita. A nulla è servita la doppietta di Corigliano, che vede ora il Rizza a 2 soli punti dal suo Sandra. Al primo posto ora troviamo in solitaria i Turtles con Soltic, che non hanno avuto nessun tipo di problema nell'avere la meglio di un GSV che forse ha patito la lunga sosta. Il punteggio finale è stato un netto 7-1 e il miglior marcatore della serata è stato Marogna, che è andato a segno per ben 4 volte. Ha fatto un grande balzo in classifica poi il Caffè La Perugina, che vincendo per 4-2 contro la C Monzarella è salito fino alla seconda posizione, a un solo punto dalla vetta. Il Monzarella invece è stato raggiunto al 4° posto dal Rizza. Tra i vincitori doppiette per Mainenti e Turiani. Per quanto riguarda invece le parti più basse della graduatoria, l'Atena è riuscita a staccare il Buredoc all'ultimo posto grazie al successo per 3-2. Le speranze di rimonta rimangono comunque appese a un filo, visto che il 6° posto è distante ancora 6 punti. A2 girone C. La situazione nell'ultimo girone di Serie A2 è ben delineata, con le prime 4 squadre che sono divise da 2 soli punti. Inoltre, queste stesse compagini hanno disputato una gara in più, anche se i 7 punti di distacco tra il 4° e il 5° posto difficilmente fanno presagire un rimescolamento delle carte. Per il momento, a guardare tutti dall'alto, abbiamo i Sammy Boys, che però non sono riusciti ad andare oltre a un pareggio per 2-2 contro un Taurus che rimane sempre in 5ª posizione, ma con scarse possibilità di recupero. Per ora in 2ª posizione c'è l'FC Albania, che ha dominato in lungo e in largo la gara contro il 4° piano. Il risultato finale è un eloquente 7-0. E con questo successo l'Albania è salita in 2ª posizione a un solo punto di distacco dalla vetta e superando così gli avversari di giornata. All'interno della polisportiva di Lugagnano il miglior realizzatore è stato Codra, che ha trovato la via della rete per 3 volte. Il risultato più sorprendente però è stata la prima vittoria stagionale del Palazzolo Futsal, che ha vinto 5-4 contro il Team Spirit. Alla luce degli altri risultati, questa sconfitta brucia tantissimo per il Team Spirit, che con una vittoria sarebbe diventata la nuova capolista. Vincente la tripletta di Vincenzi. Mentre non è ancora stata disputata la gara tra il Futsal Lugagnano e il Bugs Barney. Nel primo girone di Serie B la situazione in vetta alla graduatoria è rimasta sostanzialmente invariata, con le prime squadre che hanno tutte ottenuto la vittoria. Iniziamo con i primi della classe, ovvero lo Svapo Monkey, che ha superato con il punteggio tennistico di 6-1 le riserve, impedendo loro di agganciarli in prima posizione. Inoltre ricordiamo che lo Svapo Monkey è l'unica squadra del girone a essere rimasta ancora imbattuta. Tra i marcatori segnaliamo la doppietta vincente di Marchetto. Al 2° posto invece troviamo stabile la coppia formata da Beverly Imps e Faivaz Augusta. Questi ultimi non hanno avuto vita proprio semplice contro l'Athletic Beer, superato 3-1. Il migliore in campo è stato senza dubbio Bragantini, che ha realizzato tutte e 3 le reti della vittoria. Ha dovuto penare molto meno il Beverly Imps, che ha regolato i Magellano 11 con il punteggio di 11-1.
In questo caso il giocatore più prolifico è stato Precai, che ha trovato la via della rete per ben 4 volte. Già nella prossima giornata però la situazione in vetta è destinata a cambiare, con lo Svakpo Monkey e i Five Hats che si affronteranno e se arriverà un successo per i primi, questi avranno una pretendente in meno per la vittoria del girone. Il risultato più sorprendente però è stato il pareggio per 4-4 tra il Galatasaray e la Carletto Sway, un punto che non può far felice la squadra in maglia rossa, che vede così la zona promozione allontanarsi a 4 punti, ma che ha un peso specifico totalmente diverso per la Carletto Sway, che ha ottenuto il primo punto della propria stagione. È stata segnalata una doppietta per parte e gli autori sono stati Righetti e Faccioli. B. Girone B. Nel secondo raggruppamento della Serie B la distanza tra le prime si è notevolmente accorciata con il Verona United che mantiene il suo primato ma ora con solo 2 punti di vantaggio. Il motivo è stata la prima sconfitta stagionale della capolista che ha ceduto il passo per 6-5 all'Athletic Miatanto. Grazie a questi 3 punti l'Atletic è riuscito a recuperare qualche punto dalla zona promozione, anche se la strada per il recupero definitivo è ancora lunga. Al centro sportivo L'Aquila, vincente la doppietta di Bonato, inutili invece quelle di Forigo e De Mori. Al secondo posto poi troviamo sempre il DC Bindeloni, che ha dovuto sudare, ma alla fine è riuscito a battere le giraffe blu per 2-1 con doppietta decisiva di Montresor. Il distacco dalla vetta ora è sceso a 2 soli punti con lo scontro diretto che arriverà già tra 2 settimane. Rimane invece stabile al terzo posto il Campari Dortmund, che ha vinto quello che è la versione MSP del derby della Ruhr, contro lo Schalke zero fiato con il punteggio più largo della giornata, un netto 6-1 che condanna gli avversari a rimanere sempre fermi al penultimo posto. Tra i marcatori l'unico ad aver realizzato una doppietta è stato Carcereri. Infine, sembra essere terminato il periodo di crisi della pizzeria da Giuseppe, che ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva contro gli ultimi dell'Ens Scaligera per 3-2. Vincente la doppietta di Begnini, inutile invece quella di Tedesco per un Ens, che è rimasta l'unica squadra della categoria a non aver ancora fatto nemmeno un punto. Un arredamento ad hoc per la tua casa, per il tuo ufficio o i tuoi grandi progetti chiavi in mano. Noi di Ostilio Mobili pensiamo a soluzioni personalizzate su misura per le tue esigenze. Vieni a trovarci o prenota un incontro in showroom con un nostro esperto andando sul sito www.ostiliomobili.it/consulenza. Arredamento ad hoc, home, office, contract. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, via Palazzolo 120. A 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. E questo era davvero tutto dalla 9ª giornata del 33° campionato provinciale MSP. Noi ci vediamo sempre su questi schermi tra 7 giorni per scoprire tutte le novità.